Mascherarsi a carnevale. Il carnevale a Venezia durava fino a 6 mesi, iniziava ad ottobre e proseguiva fino a Martedì Grasso. Era un periodo nel quale chiunque, ricco o povero, straniero o cittadino, poteva andare in giro mascherato, e anzi vi erano luoghi, come i teatri o le case da gioco, in cui il mascheramento era obbligatorio. Il bisogno di mascherarsi, di abbandonarsi all'ebbrezza e al gioco è in realtà antichissimo. La maschera ha sempre avuto un significato rituale. Era lo spogliarsi della propria identità pubblica per seguire con più libertà i propri istinti, in uno strano miscuglio di verità e illusione. Una sorta di abito magico che donava un potere nuovo e insperato a chiunque li indossasse. A Venezia, attorno alla maschera, si sviluppò presto un fiorente mercato con professionalità specifiche. Le prime notizie sui mascareri risalgono al 1271. Nella fabbricazione veniva usata argilla per il modello, gesso per il calco, colla di farina, cartapesta, garza e coloranti. I mascareri avevano il loro statuto, varato il 10 aprile 1436. Sul finire del Settecento esistevano ufficialmente 12 botteghe autorizzate. Tra i vari camuffamenti del carnevale veneziano, indubbiamente singolare è la moretta, che è una maschera esclusivamente femminile e che anticamente veniva indossata senza l'uso di nastri, ma attraverso questo bottone interno che veniva retto coi denti dalla ragazza che la indossava. La ragazza che vestiva la moretta non poteva parlare e questa era una cosa naturalmente conosciuta anche dai suoi eventuali interlocutori o interlocutrici. E tutto doveva avvenire con un gioco generalmente molto apprezzato di sguardi. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.